I forconi hanno portato la protesta in piazza, per strada, il suo nome è legato proprio ai forconi, ma la gente ricorda quel periodo dei blocchi stradali come un incubo, ma adesso lei si presenta come governatore, come probabile governatore della Sicilia o aspirante governatore della Sicilia. Guardi, la gente lo ricorda come un incubo. Io chiedo alla gente, l'incubo non è quello che viviamo tutti i giorni. Non è quello che viviamo tutti i giorni, l'incubo delle banche, l'incubo della chiusura, l'incubo dei cinesi che arrivano, l'incubo degli immigrati che arrivano e ci tolgono il lavoro, non è questo l'incubo. Forse quell'incubo fu forse uno shock, allora se lo chiamiamo shock probabilmente sì, ma quello fu voler mettere sul tavolo i problemi di questa terra, già 5 anni fa, e lo avevamo detto. Le risulta che siamo andati avanti o siamo andati indietro? A me non pare che siamo andati avanti, non abbiamo progredito nell'economia, mi pare che siamo andati molto indietro e quindi c'è bisogno non di uno sciopero, c'è bisogno di una rivoluzione dentro al palazzo, questo vogliamo fare. Il movimento è nato ad Avola per dire no a una certa politica. Cos'è cambiato appunto da allora ad oggi? È tutto peggiorato, l'ho detto poco fa, si stanno nascondendo tutti con dei simboli nuovi. Lo vedrete alle elezioni, probabilmente lo vedremo anche alle comunali, alle prossime comunali. Nascondono tutti i simboli di partito, si vergognano a mettere i simboli di partito. Qui c'è un signore che dalle vostre parti mi pare che esce dall'NCD, lo scioglie e crea Alternativa Popolare, no? Però sono tutti simboli nuovi per metterci però dietro la regia, per avere la regia di questo inganno nei confronti dei siciliani. Io credo che ci sia bisogno di verità, i siciliani sono assetati di verità, di lavoro e di futuro, perché questo futuro questa terra non ce n'ha, perché in questo momento per quello che vediamo in giro in tutta la Sicilia, noi veniamo spesso, abbiamo seguito gente colpita da aste giudiziarie a Ragusa, stiamo parlando di una provincia la più ricca della Sicilia, quella di Ragusa, perché è la provincia trasformata, oggi ci sono 2400 aste, il record delle aste giudiziarie, vuol dire che questo è un sintomo dell'economia che non va.